Il Veneto resta arancione almeno per un'altra settimana. Questa frase, che fino a poco tempo fa sarebbe apparsa incomprensibile, è invece oggi tra i maggiori argomenti di conversazione e a volte anche di polemica. Il responso sulle colorazioni delle regioni in base all'incidenza del Covid per determinare aperture e chiusure di attività, libertà o meno di spostamento è diventato un nuovo appuntamento fisso, atteso con ansia, i cui risultati dividono le opinioni, anche a Mestre, dove il dibattito sul contrasto tra limitazioni anticontagio e aperture anticrisi economica è più aperto che mai. E non si vive bene, soprattutto dal punto di vista psicologico, anche perché poi quando sei a casa dal lavoro da 130-140 giorni, chiaramente non vedi che l'ora che la situazione finisca. Ci deve essere, come ho detto io, una maggiore compartecipazione a livello nazionale e che si mettano d'accordo su dei parametri uguali per tutti. Io penso a tante categorie che sono veramente penalizzate in questo momento e che hanno bisogno soprattutto di risposte certe. Noi siamo stati fortunati a dicembre e l'inizio di gennaio, però adesso penso che sia abbastanza pesante mantenere, soprattutto per le scuole. Soprattutto. Ci sono dei gruppi di giovani senza mascherine. Un giorno mi sono anche fermato, gli ho detto ragazzi cercate di mettere le mascherine. E cosa vuole che sia? Sono giovani e posso anche capire, però ci sono dei limiti. Bisogna essere tassativi. La mascherina per tutti. Non è ancora entrato nella mente delle persone di dover evitare il più possibile gli spostamenti, perché comunque c'è un'abitudine dietro che è normale, nel senso che nessuno è abituato a non fare niente. Io ormai è da marzo che più di fare casa lavoro, spese e basta. Io sono passato al mercato prima, c'erano assembramenti per cui presumo che queste chiusure dei negozi servano a poco, a mio avviso. Poi Sarebbe meglio aprire tutto. aprire tutto non lo so, però dare la possibilità anche ai commercianti cioè di non creare problemi appunto ai commercianti. Io la penso probabilmente in maniera differente rispetto a molti altri che probabilmente pensano invece che dobbiamo chiudere ancora di più. E secondo lei questa terza ondata in fascia gialla? Non è finita la seconda probabilmente. Chiudere vuol dire che tanta gente va in fallimento. Convivere è difficile, quindi sta chiedendo una persona che non so decidere. Io spero solo che finisca presto.